Senti, quindi mi sembra un esempio di sì, dibattito civile, ma in questo caso di utilizzo dello strumento tecnologico di internet per stimolare la partecipazione, che nel caso specifico è una partecipazione nata in un ambito giovanile universitario, ma perché no, può diventare un qualcosa di più serio e di più concreto per quanto riguarda la partecipazione invece civile, quindi non solo di studenti, ma di studenti come cittadini, come votanti, come persone che fanno parte di una vita istituzionale. Esatto, quindi in questo senso cosa ne pensi? Pensi che veramente questo porti ad una democrazia più reale, più vera? Oh, è una bella domanda, infatti è un dibattito molto aperto e che È una domanda che sto facendo un po' a tutti, te lo dico perché è una domanda che disturba o no? No, dai. ehm, è molto vivace come argomento, infatti penso ci siano anche le opinioni più disparate, nel senso che c'è chi pensa che possa essere un metodo, sì, di far sentire la voce verso le istituzioni, c'è chi invece magari è un po' più pessimista. Noi, Solitamente dicono tutti che lo è, cioè che è un mezzo per, ma che poi il fatto di far dire la loro ai cittadini, agli studenti, a voi, a noi, a me, a te, non significa davvero, realmente, concretamente il fatto che poi partecipiamo. Quindi forse c'è un piccolo gap tra questa cosa. sì, il deficit democratico esiste a tutti i livelli, non è che si è colmato questo gap, anzi è tutt'altro che insomma non si è raggiunto il pareggio, diciamo. Noi speriamo che questa distanza tra il cittadino e le istituzioni possa essere sempre più corto, sempre più diretto, che ci sia un principio di sussidiarietà anche, cioè le istituzioni più vicine al cittadino, capire le esigenze del cittadino attraverso un colloquio, un dibattito anche, interazione attiva anche sia a più livelli sia a più partecipanti. Ma, beh, insomma, quanti anni hai? Sono curiosa. 22. Insomma, mi sembra veramente un esempio concreto del fatto che stiamo portando testimonianze di persone giovani e di giovani che non sembrano essere così colpiti da disaffezione o disinteresse nei confronti delle istituzioni. Beh, certo, la tua è una realtà naturalmente sì, però non credere, non credo che per il fatto che si studi scienze politiche si debba per forza nutrire un interesse particolare. Di solito legata all'appartenenza o meno anche delle stesse facoltà, perché c'è sia concorrenza sia disprezzo tra una e l'altra, quindi io parlo, vabbè, perché cioè, studio queste cose, però io mi auguro che ci sia una partecipazione più attiva. Da parte di tutti i giovani, non solo studenti universitari e soprattutto non solo studenti di scienze politiche. Senti, volevo concludere con una piccola cosa sull'università, dato che abbiamo la possibilità di parlarne, sei uno studente. L'università a livello di digitalizzazione, di sito internet, com'è secondo te? Ad un buon livello, è chiara, noi sappiamo che l'università sicuramente ad un livello più avanzato rispetto agli altri gradi scolastici, perché ad esempio come noi, anch'io che ho fatto l'università qualche anno fa, comunque ricevevo già i voti online e potevo iscrivermi agli esami su internet, quindi cosa che ancora alle superiori o alle medie o alla scuola primaria non si fa. Quindi cosa ne pensi? Pensi che potrebbe migliorarsi, che potrebbe avere qualche altra, diciamo, sì, qualche altra applicazione per far un social network dell'UniPD, perché no? Sì, progetti in questo senso ce ne sono, nel senso che si tenta di fidelizzare anche lo studente, cioè cercare di rendere lo studente affezionato al proprio sito, quindi per esempio l'Università di Padova, o meglio la mia facoltà per esempio a Scienze Politiche, sta rinnovando sempre più il sito, tentando di personalizzare sul proprio profilo quella che è la propria carriera
la propria carriera universitaria. Come il tuo profilo quando entri nel sito. Esattamente, un profilo, però certamente ci vuole anche più preparazione, più voglia anche di fare le cose bene, perché almeno quello che appare è che non c'è molta manualità anche nell'uso di questi strumenti di internet, anche spesso dagli stessi tecnici, che quindi quello che io insomma vedo attraverso questa digitalizzazione delle carriere che si può migliorare tantissimo. Sì.